fossero stati soldi miei dispiace fino a un certo punto, ma non essendo miei, io dei quali ero solo il custode, l'amarezza è doppia insomma. All'inizio, quando se n'è accorto, Don Matteo non ci voleva credere. Svaniti nel nulla oltre 13.000 euro. Non solo le offerte tradizionali, ma anche e soprattutto quelle consistenti dei fedeli raccolti in 2 mesi per il restauro del campanile della chiesa di San Daniele Profeta, manutenzione costosa di campane e orologio. L'amara scoperta nel suo ufficio all'interno della casa canonica della parrocchia di Carpesica di Vittorio Veneto. Di solito il sabato mattina registro la contabilità della settimana precedente e nel prendere appunto i registri e le buste nelle quali tengo di solito la cassa corrente delle offerte, mi sono accorto appunto mancavano i contanti, ecco. La busta era conservata in un mobile, nessuna effrazione. Chi è arrivato è andato a colpo sicuro e ha sfruttato la scala interna della casa canonica che è in comunicazione con l'oratorio, con le stanze del catechismo. E è stata lasciata inavvertitamente aperta e probabilmente ci tenevano d'occhio e chi è passato ha approfittato del momento. Un colpo solo, ricostruendo un po' i fatti lungo la settimana, in base anche ai miei spostamenti, le mie assenze dalla parrocchia, siccome sono cappellano anche dell'ospedale, hanno tenuto d'occhio quando io non ero presente in parrocchia. Immediata la denuncia ai carabinieri. La modalità della razzia fa pensare a qualcuno che l'area la conosce bene. Chi lo sa, probabilmente una persona o vicina o che comunque ha tenuto d'occhio le varie cose. Resta ora il desolante compito di darne notizia ai tanti fedeli che avevano generosamente donato quanto avevano, e Don Matteo è pessimista anche su eventuali ravvedimenti del ladro. L'appello si fa restituiscili, ma dubito che sia un appello che venga ascoltato, anche perché i contanti non hanno nome, quindi è qualcosa di molto difficile da recuperare.